Sono felicissima, questo non è il primo anno comunque che mi esibisco qui a Raffadali, una banda meravigliosa diretta dal maestro Filippo Ragusa e sono davvero contenta e auguro a tutti voi un sereno anno. Noi siamo felicissimi e onorati di avere qui a Piera perché è una grande cantante, quindi massima arte, l'arte pura. Che Piera riesce sempre a stupirci, è una cantante di letteratura nazionale si può dire perché ha lavorato anche per la RAI e quindi ogni volta che è presente al concerto di Capodanno riesce a regalare tantissime emozioni. La Banda Parisi è un'istituzione a Raffadali, è una delle più antiche associazioni presenti del territorio e ci occupiamo non solo di musica ma facciamo associazionismo puro. Ogni ragazzo, vedi il solista della tromba che c'è dietro uno studio, un impegno, un'abnegazione che praticamente poi porta a questi risultati. Iniziamo l'anno con un concerto con la banda musicale Luigi Parisi, è stato ogni anno di buon auspicio, quindi ci auguriamo che anche il 2025 sia un anno di serenità, di pace innanzitutto tra i popoli e di speranza. La speranza non delude mai, questa è la frase che ha aperto il Giubileo 2025. È su questa speranza che noi ci aggrappiamo affinché dalla speranza nasce l'amore e dall'amore poi nasce tutto il resto, la pace, la solidarietà, l'integrazione tra i popoli e tutto quello che serve in un mondo globale di vivere serenamente, tranquillamente e sperare che i nostri giovani continuino e inizino a sognare.